Ed eccoci qua, cari telespettatori, naturalmente con lo SPI CGIL. Parliamo di una questione che riguarda molto da vicino le persone più fragili, quindi in modo preponderante gli anziani anche non autosufficienti, ma anche naturalmente le persone che non sono pensionate, perché quando si parla di sanità e di liste d'attesa siamo tutti indistintamente coinvolti. E allora, che cosa sta facendo il sindacato dei pensionati a questo riguardo? Quali sono le azioni che vengono e le rimostranze che vengono fatte e portate avanti costantemente anche a livello unitario? Ce ne parla Ugo Aggiollo, segretario dello SPI CGIL del Veneto con delega al welfare. Ben ritrovato, segretario. Ben trovati a voi e buona serata a tutti gli ascoltatori. Allora, in apertura, un po' come sempre, c'è un vostro video particolarmente significativo che dà delle istruzioni per l'uso per quel che riguarda le liste d'attesa. Sono veramente un dramma per tantissime persone, è innegabile dirlo. E poi c'è chi dice sì, liste d'attesa, magari entrarci in queste liste d'attesa, ci sono alcuni che stanno ancora attendendo purtroppo di essere chiamati, convocati, cioè una cosa che è abbastanza angosciante per chi ha bisogno di avere una visita specialistica. Vediamolo quindi insieme. Segretario, subito prima domanda, perché c'è stata posta, visto che questo video non è la prima volta che lo mettiamo in onda, da diversi telespettatori. Cosa vuol dire percorso di tutela? Noi abbiamo consigliato di chiamarvi, però visto che c'è l'opportunità di chiederglielo, ne approfitto. Percorso di tutela vuol dire che in realtà in Veneto è pochissimo applicata una norma legislativa che risale ormai a diversi anni fa, per cui se le aziende sanitarie non sono in grado di garantire le prestazioni nei tempi previsti dalle indicazioni date dai medici competenti, la stessa ULSS avrebbe il dovere di trovare una soluzione tramite anche l'attività intramoenia, facendola andare però a carico della stessa azienda e non a carico dell'utente, che dovrebbe solo pagare il ticket. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo, insieme con il questionario che abbiamo lanciato sia a livello online che cartaceo, anche dato indicazione alle nostre strutture di fornire questo documento da eventualmente inviare alle ULSS per avere una soluzione appunto di altro tipo rispetto a quella che viene invece fatta oggi. Quella che viene fatta oggi è in tanti casi una non soluzione, nel senso che anche dalle risposte che abbiamo cominciato a vedere rispetto al nostro questionario che come ben evidenziato dal video è un questionario in questo caso unitario, CGIL, CISL, UIL, pensionati. In realtà moltissimi non trovano la risposta, non la trovano nei tempi indicati dalla prescrizione e
ormai un 40% ci dice che alla fine ha deciso o di non usufruire della prestazione o semplicemente di rivolgersi al privato pagando in maniera personale la stessa prestazione. Noi diciamo che invece da un lato il servizio pubblico deve garantire le prestazioni e deve metterci nella condizione di garantire le prestazioni. Guardate che quando diciamo questo non stiamo assolutamente criticando i lavoratori, siano medici, infermieri o altri professionisti della salute. Stiamo dicendo che chi avrebbe il dovere di intervenire rispetto alle tante mancanze che ci sono non lo sta facendo in maniera adeguata. Dicevo, quindi, se questo non è, almeno applicare la norma prevista nazionalmente proprio per evitare che i cittadini siano messi nella condizione che dicevo prima, cioè Ecco, ma il quella di timore... o rinunciare o pagare. Esatto, il timore però attivando questo percorso di tutela è di trovarsi poi a dover ugualmente pagare, perché anche lei stesso ha detto è pochissimo applicato nella nostra regione, quindi è bene rivolgersi a voi come sindacato che indicate proprio le modalità precise con cui poterlo far attivare, perché può essere anche negato questo percorso di tutela se l'addetto non conosce la possibilità di farlo e di farlo funzionare. Beh, è evidente che se non viene applicato è perché si è lavorato perché non venisse applicato. Si è scelto di non, e quando dico si è scelto parlo naturalmente dell'ente pubblico, di non dare pubblicità a questa cosa, magari seguendo altri o favorendo altri canali. In questo momento risulta che sia noi sia altri soggetti per il Veneto stanno dando questa indicazione. Il tema nostro non è solo quello di riuscire a risolvere il problema di tanti cittadini fragili, ma è anche quello in qualche maniera di costringere la regione a prendere provvedimenti per uscire da una situazione che sta diventando sempre più emergenziale. Voi avete fatto anche una manifestazione significativa di protesta e di sollecitazione non solo per le liste d'attesa, un po' per le criticità che ci sono nella sanità pubblica. Abbiamo magari anche delle immagini che potremmo vedere. Prego. Sì, sabato abbiamo aderito e abbiamo partecipato ad una bella manifestazione che si è tenuta a Vicenza. In realtà non è la prima, ne avevamo già fatte altre, in particolare l'anno scorso a Padova, proprio per dire che la sanità innanzitutto, o meglio la salute, perché parliamo di un ambito un po' più ampio, sanità, sociosanitario e sociale, la salute in quanto tale è un bene costituzionalmente garantito, un diritto universale, che dovrebbe essere uno dei diritti primari dei cittadini del nostro paese. Quello a cui stiamo assistendo è purtroppo invece un decadimento. I 2 anni di pandemia hanno dimostrato fortemente i limiti del nostro sistema e hanno anche dimostrato un dato che credo sia sotto gli occhi di tutti, e cioè il fatto che questo sistema è fortemente sottofinanziato. È sottofinanziato rispetto alla media europea, è sottofinanziato rispetto a quelle che sarebbero le esigenze, tra l'altro, di una popolazione che per fortuna sta anche invecchiando e quindi avrebbe anche maggiori necessità rispetto a quelle precedenti. Però è evidente che bisogna trovare da questo punto di vista delle soluzioni. Uno, appunto, finanziando, e da questo punto di vista devo anche dire che altra nostra grande preoccupazione è il fatto che si parli di una riforma fiscale che diminuisce le entrate dello Stato, perché poi
quando si diminuiscono le entrate si diminuiscono anche le risposte in termini di welfare. Questo mi pare assolutamente evidente, tornando a quel circuito di cui parlavamo prima, e cioè del fatto che laddove non arriva il pubblico deve intervenire il singolo cittadino. E dall'altro in termini di assunzioni. Il sistema sanitario sta andando in forte difficoltà anche perché non vi sono assunzioni almeno per coprire il turnover, se non per aumentare gli organici che dovrebbero esserci. Ecco, però dall'altra parte, come in tutti gli ambiti peraltro, perché forse solo la sanità però non è così, manca personale qualificato, sembra che anche le partecipazioni ai concorsi siano alquanto scarse, non ci sia proprio tra virgolette, la materia prima, insomma le persone che vogliono rivestire certi ruoli. I problemi in questo caso sono, per quanto mi riguarda, almeno due. Uno, la svalorizzazione del lavoro e del lavoro in questi campi. Quando parlo di svalorizzazione parlo di ruolo sociale, ma parlo anche di risposte evidentemente sul piano economico rispetto al lavoro fondamentale che questi professionisti fanno e come ho detto prima non parlo solo dei medici, ma parlo anche di tutte le altre figure che agiscono nel campo sanitario e sociosanitario. E dall'altro il fatto che si è, da un lato, probabilmente sbagliata la programmazione. Uso il termine sbagliata la programmazione, poi in altre occasioni ho detto che le scelte sbagliate erano già state indicate in precedenza e non si è provveduto a fare i dovuti cambiamenti. Ma dall'altro anche un sottofinanziamento rispetto ai percorsi di studio, alle borse di specializzazione, al dare davvero l'indicazione ai giovani che si avvicinano all'università o comunque ai percorsi di studio che queste possono essere professioni molto attrattive. Quindi attrattività di una professione. E per quel che riguarda però la risposta istituzionale, perché poi questo non è un problema regionale, però voi vi siete confrontati anche a livello nazionale, che tipo di risposte avete ottenuto o non avete ottenuto? Beh, diciamo che le risposte attualmente non le abbiamo ottenute nella maniera in cui vorremmo. Parlavo prima del sottofinanziamento del sistema sanitario. Anche l'ultimo governo sostanzialmente ha proseguito, anzi senza sostanzialmente, ha proseguito su questa strada che è una strada per noi sbagliata. Sono state aumentate in realtà anche le borse di specializzazione, ma in una maniera assolutamente per noi non sufficiente. È stata anche approvata in questi giorni una legge importante che è quella sulla non autosufficienza, ma anche in questo caso, oltre a mancare i decreti attuativi che dovrebbero essere fatti nel corso di quest'anno, manca anche sostanzialmente il finanziamento. E quindi sono tanti temi, manca il finanziamento per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di molte di queste figure. Insomma, vi sono grossi problemi che se non vengono affrontati in tempi rapidi porteranno ad una situazione davvero pesante. Ecco, è chiaro che l'altra questione è il fatto che dove il pubblico non riesce a dare risposte le dà il privato. Ora, per carità, nessuno di noi vuole demonizzare il privato, ma siccome abbiamo visto anche durante la pandemia che se si vogliono delle risposte, innanzitutto può darle solo il pubblico e solo i servizi pubblici possono garantire il diritto universale, è evidente che bisogna intervenire in questo campo, anche
rispetto alla questione che sta emergendo, e cioè alla fuga del personale verso altri lidi. Certo, è sostanzialmente una questione di costi, è una questione da una parte e costi dall'altra, perché una maggior tassazione non è pensabile, perché ormai diciamo che le fasce che sono sempre tassate sono sempre quelle e non riescono a venirne a capo, quindi il cosiddetto ceto medio che è sparito, però quelle le famiglie e così via. A seguito di una tassazione alta, di un costo della vita altissimo, non ci sono figli e quindi anche il sistema pensionistico è messo seriamente in discussione, a rischio le categorie dei pensionati, salvo certi pensionati benestanti, si trovano in situazioni di difficoltà. È tutta una questione quindi di costi, di soldi che non ci sono. È tutta una questione di costi, questo è vero. Sul fatto che i soldi non ci siano, qualche dubbio noi lo abbiamo. In questa trasmissione non abbiamo mai parlato di una cosa che invece è sotto gli occhi di tutti, e cioè quella che viene chiamata l'evasione e l'elusione fiscale. Noi abbiamo tantissimi, purtroppo, che quel patto con lo Stato per garantire i servizi lo frodano tutti i giorni, ed è evidente che sarebbe necessario che chi governa questo paese cominciasse a dimostrare in maniera seria che vuole combattere l'evasione, l'elusione e l'elusione fiscale. Invece continuiamo a vedere e a sentir proclamare da un lato scelte sul piano fiscale che noi consideriamo totalmente sbagliate, perché non mettono i cittadini nelle stesse identiche condizioni, ma dall'altro anche si continua a parlare di condoni, di situazioni che in qualche maniera, anziché dire che chi evade è qualcuno che danneggia tutti gli altri, per non dire che è un ladro nei confronti dei diritti del resto dei cittadini italiani, si continua invece in qualche maniera a strizzare gli occhiolini. Questo è un grande errore. Quindi è vero che le risorse sono scarse, ma è vero anche che non si fanno le scelte che si dovrebbero fare. Mi permetto infine anche di dire che come sindacato avevamo chiesto anche alla Regione di cambiare impostazione, perché quando la Regione continua a dire che non vuole applicare l'addizionale IRPEF non su tutti i redditi, ma sui redditi alti, cioè quelli sopra il ceto medio, quelli al di là del ceto medio, è evidente che in qualche maniera poi non è vero che non mette le mani sulle tasche dei veneti, le mette sulle tasche delle persone più fragili, più deboli, di quelle che poi sono costrette a pagarsi i servizi. Assolutamente. Qui stiamo parlando un po' in generale di sanità. Cos'è che riguarda soprattutto i pensionati ovviamente stiamo parlando di pensionati in difficoltà, non abbienti, quelli che hanno delle pensioni che sono molto basse e che quindi si trovano in situazioni di criticità? È il discorso della non autosufficienza, è tutto quello che afferisce sia dal punto di vista sia socio che sanitario a questo ambito? Sì, prima appunto avevo fatto un breve accenno alla legge che noi chiamiamo sulla non autosufficienza. Questo è un tema enorme su come lo si affronta, su come si mettono le persone che sono in quelle condizioni, ma le stesse famiglie nella condizione di affrontare al meglio queste situazioni. Purtroppo i servizi più vicini, quelli sul territorio, oggi come oggi sono in grande difficoltà. Così come sono in grande difficoltà strutture storiche, penso alle IPAB che negli ultimi 20 anni sono radicalmente cambiate rispetto al tipo di servizio che danno, su cui la Regione del Veneto è totalmente inadempiente. Sono oltre 20 anni che avrebbe dovuto affrontare il tema della riforma delle IPAB per adeguarle a quelle che sono le necessità, e che invece non ha ancora fatto. Siamo una delle uniche 2 regioni in tutta Italia che non ha ancora agito in questa maniera.
Noi apprezziamo molto il fatto che l'assessore Lorenzin ad ogni nostra iniziativa ci dica che in tempi rapidi questo sarà uno dei temi che verranno affrontati dalla Regione del Veneto. Però purtroppo quello che abbiamo visto fino ad oggi non ha corrisposto a quelle che erano state le promesse. Allora, il segretario, la ringrazio moltissimo di aver fatto il quadro nuovamente della situazione, teniamo sempre aggiornati i nostri telespettatori sulle vostre iniziative e su quello che si riuscirà ad avere. Ringraziamo quindi Ugo Aggiolo del suo contributo e le auguriamo buon lavoro naturalmente. Con questo sollecitiamo sempre i telespettatori per avere tutte le informazioni non solo sul percorso di tutela ma su qualsiasi problematica inerente anche alla questione pensionistica di rivolgersi alle sedi dello SPCGIL che sono presenti in tutto il territorio in modo capillare, fissando un appuntamento magari preferibilmente in modo telefonico per poi recarsi di persona. La ringrazio ancora, grazie di aver partecipato, a voi telespettatori lascio la pubblicità, poi ci ritroviamo insieme con le altre interviste.